Amen. Ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e gli disse: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? Egli rispose: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse: hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio passandogli accanto lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, presi 2 denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale di questi 3 ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose: colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse: va e fa anche tu la stessa cosa. Amen. 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 Alleluia, gloria al Signore. Un dottore della legge, quindi un uomo istruito nella legge di Dio, nella parola di Dio, pone al Signore Gesù una domanda, è una domanda pretestuosa. L'intento qual era? Metterlo alla prova, metterlo in difficoltà. E la domanda che poneva quest'uomo della legge è questa: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Un altro uomo pone la stessa domanda agli apostoli. Era il carceriere di Filippi, vi ricordate? Vedendo che le porte del carcere furono aperte, vedendo quella manifestazione della gloria di Dio, dice agli apostoli questa domanda: che devo fare per essere salvato? Gli apostoli risposero così: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Amen? Amen. Gloria del Signore, alleluia. Invece Gesù dà un'altra risposta a quest'uomo. Dice: nella legge che cosa trovi scritto? Tu che sai la legge, tu che conosci la legge, cosa c'è scritto nella legge? Ah, ma il Signore Dio tuo, tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutta la forza tua, e ama anche il tuo prossimo come te stesso. Ok, risposta esatta, hai risposto bene, fai questo. Tutto quello che si doveva fare era quello. Però quest'uomo ancora continua. E lo scrittore dice, Luca, per giustificarsi, pone al Signore questa domanda: ma chi è il mio prossimo? Molte persone sono convinte che esista solo un rapporto verticale tra noi e Dio, no? Tutti gli altri non contano. E non è così. Queste persone si sbagliano. È vero, esiste un rapporto verticale tra noi e Dio, ma esiste anche un rapporto orizzontale. Amen? Cioè, amare Dio non è solo teoria, ma si realizza anche nella pratica.
amando gli altri. Non far finta di niente, di nulla, quando vedo un bisogno. Non fare finta di non vedere, ma agire. Agire spinti dall'amore verso Dio. In poche parole, in sostanza è questo. Se amiamo Dio, amiamo anche gli altri. E non solo dobbiamo amare quelli che ci amano, i nostri amici, ma dobbiamo amare anche i nemici. I nemici. Chi è il mio prossimo? E Gesù risponde in questa parabola, la cosiddetta parabola del buon samaritano. Un uomo scende da Gerusalemme a Gerico. Gerusalemme è una città posta in alto. Amen? Rappresenta la città di Dio, la presenza del Signore. A Gerusalemme si è protetti, sai, nel popolo del Signore. Scendi a Gerico. Gerico è a valle. Durante questo percorso c'è questo pericolo. Quando si ha la presenza del Signore, in comunione con il Signore, e poi per un qualche motivo si scende, si imbatte, può capitare, ci si imbatte contro i briganti. È vero? Cosa fanno i briganti? Ti fanno del bene? Non ti fanno del bene. A quest'uomo l'hanno picchiato e l'hanno derubato. L'hanno lasciato lì, mezzo morto, sulla strada. Guarda caso passa un sacerdote. Cosa non ti aspetti dai religiosi? Lo guarda, passa oltre. Un levita lo guarda e passa oltre. Passa anche un samaritano, nemico dei giudei. I samaritani erano nemici dei giudei. Quel samaritano poteva anche lui passare oltre, vero? Ma non è passato oltre. Si è fermato. Si è preso cura di quest'uomo mezzo morto, curandolo come? Con l'olio e il vino. Ha fasciato le sue ferite. Lo ha preso, è sceso dal cavallo e ha messo lui sul cavallo. E lui, camminando a piedi, ha trasportato questo uomo in una locanda. Parla con l'oste e gli dice: guarda, io intanto ti do questo, dei soldi. Vedi quest'uomo, prenditi cura di quest'uomo. Amen? Amen. Se i soldi non bastano, quando ritornerò ti darò quello che manca, quello che hai speso in più. Amen. Così ha fatto l'oste. Vediamo queste figure, i briganti. Nel mondo ci sono briganti, vero? Gente che sa solo fare del male. Non guarda in faccia a nessuno, fa del male. Guidati dal male, fanno del male. E a volte capita che come credenti ci imbattiamo contro il male. Gloria al Signore. Contando solo sulle nostre forze, possiamo solo subire le conseguenze di questo scontro. Ma gloria a Dio, qualcuno ha avuto pietà di noi. Alleluia. C'è la figura di questo sacerdote, di questi leviti, uomini religiosi, che passano oltre. Ma qualcuno non è passato oltre. Chi è il buon samaritano? Chi è il buon samaritano? La figura di Cristo. Noi eravamo stranieri per Lui e Lui era straniero per noi. Vero? Però non ha guardato se eravamo stranieri o meno, ma si è fermato. Ha visto le nostre sofferenze. Amen? Ci ha preso sulle sue braccia, ci ha curati con l'olio e col vino. L'olio è figura dello Spirito Santo. Quindi ha fatto un'opera il Signore spirituale.
Amen. Amen. Alleluia. Il vino, ha curato anche col vino. Figura del sangue che egli ha versato sulla croce. Amen. Per mezzo del suo sacrificio egli ha sanato le nostre ferite. Per mezzo dello Spirito Santo egli ha curato Gloria a Dio. quello che nessuno poteva curare. Grazie. Alleluia. Lui ha la medicina giusta, adatta, che non si può trovare in nessuna farmacia. Gloria al Signore. Ancora oggi Gesù vuole curare le anime. Amen. Amen. Alleluia. C'è anche questa figura dell'oste. Qualcuno ha definito l'oste, ha rappresentato l'oste come il pastore, no? Io vedo nell'oste invece ogni credente. E siamo chiamati, ogni credente, non solo il pastore, ma ogni credente è chiamato a prendersi cura delle anime. Vero? Amen. Delle anime che hanno subito batoste dal male, dai briganti. Amen? Gloria al Signore. Chi ha ricevuto dal Signore è pure chiamato a dare. Alleluia. Dio ci dia grazia di essere ognuno di noi un oste. Amen? Tutto quello che facciamo lo facciamo per gratitudine verso Dio. Amen? Amen. È perché Egli ci ha dato un incarico. Prenditi cura di quest'anima. Alleluia. La Chiesa ha ricevuto un incarico da parte del Signore. Sapete qual è questo incarico? Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Alleluia. Quindi nell'andare a predicare l'Evangelo tu offri la medicina che guarisce. Amen? Amen. Offri la soluzione che l'uomo va cercando. Alleluia. Offrendo la parola del Signore, testimoniando anche con la tua vita della parola di Dio quello che il Signore ha fatto in te, ti avvicini a queste persone e li aiuti. Alleluia. Magari non riescono a camminare da soli. Li prendi e li metti. La tua cavalcatura, scendi tu, fai salire loro. Si fanno sacrifici anche per guadagnare un'anima al Signore. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Mai dire che mi importa. Mai dire ci pensi il Signore. Il Signore ha chiamato te a pensarci. Vi ricordate la moltiplicazione dei pani? Signore, mandali via, hanno fame sta gente, mandali via. Date loro voi da mangiare. Vi ricordate quello che dice Gesù? Voi dovete dare da mangiare a questa fame. E io prego il Signore, ci penserà il Signore, no, devi tu muoverti. Non essere religioso. Dio ci scansi dalla religiosità. Perché la religiosità non salva. Né onora Dio. Onori Dio se lo ami con tutto il cuore. Amen. E fai per Lui quello che Lui farebbe se fosse lì presente fisicamente. Amen. Amen. Gloria al Signore, così onora il Signore. Ami Dio e ami il prossimo e lo ami come te stesso. Alleluia. Dio ci dia grazia a non amare il Signore soltanto a parole. Amen. Belle sono le parole, bello ascoltare le parole. O no? Quando ascolti qualcuno che parla bene, che parla bene. Lo ascolterei per ore e ore, che bello come parla. Oltre ad ascoltarlo che parla bene, però abbiamo bisogno di guardare quello che ha detto, lo si traduce poi nella concretezza, nella realtà. Cosa dice Gesù ancora? Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Signore, 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 Signore. A chi fa la volontà del Padre mio. Amen. Alleluia. È vero? Amen. La volontà del Padre. Qual è la volontà del Padre? Dio vuole salvare il mondo. Amen. Alleluia. Qual è la volontà del Padre? Di usarti come messaggero che porta un messaggio lieto, di gioia, di speranza. Alleluia. L'Evangelo. Sapete cosa vuol dire Evangelo? Bella notizia.
Amen? Amen. Abbiamo una bella notizia da portare agli altri. In questo mondo dove non ci sono belle notizie, non so se guardate il telegiornale, notizie buone sono scarse, ogni tanto c'è qualche notizia buona, ma il più delle volte è fatto di notizie veramente brutte, vero? Ma in questo mondo c'è ancora una bella notizia, che Gesù salva, Amen. che Gesù guarisce, Amen. Gesù battezza, Amen. Gesù perdona. Amen. C'è notizia più bella di questa? Gloria al Signore. Amen. Alleluia, non dimentichiamo quello che il Signore ha fatto per noi. Alleluia. Dio ci aiuti a non guardare solo in verticale. È buono guardare in verticale, ma guardiamoci anche attorno. Amen. Amen. Che ognuno di noi si senta parte di questa osteria. Amen. Alleluia, non c'è solo un'oste, ma c'è anche chi aiuta l'oste. Ci sono i camerieri, c'è chi cucina, o no? Amen. C'è chi prepara gli antipasti, fa i primi, i primi secondi, chi dà da bere. In chiesa tutti abbiamo un compito, Amen. non c'è solo il pastore, ma tutti abbiamo un compito: portare anima a Cristo. Amen. E quando c'è un'anima, ci avviciniamo, se hai bisogno, fratello, caro nel Signore, una telefonata, gloria a Dio, hai bisogno di qualcosa? Bene, voglio dirti che Gesù ti ama. Alleluia. È capitato a volte? Fratello, voglio dirti che Gesù ti ama. Amen. Che bello, no? Gesù ti ama. Oh, il mondo ti odia, ma Gesù ti ama. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia, un'altra bella notizia. Fatti coraggio, fratello. A volte attraversi momenti di difficoltà, pensieri. Ci ho pensato a te. Fatti coraggio. Qualcuno ti chiama, fatti coraggio. Oh. Mi faceva sapere che avevo bisogno di questa parola. Così semplice, fatti coraggio. Il Signore è per noi un rifugio, una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Amen. Alleluia, il buon samaritano. Alleluia. Non siamo più nemici del Signore, vero? Siamo diventati Suoi amici. Alleluia. Vogliamo ringraziare il Signore per quello che Egli ha fatto per noi e che continua a fare. Amen. Alleluia. Grazie a Dio. Alleluia. Non è la legge che salva, non è la religione che salva, ma è Gesù che salva. Grazie a Dio perché il Signore non ci ha chiamati a manifestare, a proporre una religione. Il Signore ci ha chiamati a diffondere il suo amore, a testimoniare del suo amore. Amen. Alleluia. Amen. Vogliamo ringraziare il Signore? Vogliamo alzarci in piedi. Alleluia. Gloria al tuo